Tre ministri hanno ribadito grande attenzione per il completamento dell'opera e quindi giudicata proficua la missione romana per i sindaci della Venezia orientale, quelli che quotidianamente hanno a che fare con i disagi creati dai lavori per la terza corsia lungo la A4 Venezia-Trieste fra Porto Gruaro e Sandona di Piave. Una missione che ha portato l'attenzione del Presidente della Repubblica, dei Ministeri delle Infrastrutture, Riforme istituzionali e semplificazione normativa, il completamento dei cantieri nel minor tempo possibile rispetto alle previsioni di circa 3 anni. Guidati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, Gianluca Falcomer, i primi cittadini hanno sottolineato il dramma che con cadenza allarmante provoca nuove vittime. Una molla per velocizzare i lavori sono le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, con un prevedibile aumento di traffico sulla tratta. Fra gli obiettivi immediati di un lavoro comune, fra gennaio e febbraio, sarà organizzato un nuovo incontro su infrastrutture del territorio con il ministro Salvini, che ha confermato come l'iter della NewCo stia andando avanti e che la Banca Europea per gli investimenti dovrebbe finanziare tutti i 954 milioni di euro necessari all'opera. Salvini era accompagnato anche dal suo dirigente alle reti autostradali e aveva in mano il dossier dichiarandosi possibilista sull'accelerare i tempi grazie anche al nuovo codice appalti che dovrà essere approvato entro il mese di marzo.